Matteo, è tempo di festa. Grande festa alla vecchia pretura nel cuore di Codroipo per il nuotatore di fondo codroipese Matteo Furlan, vincitore di 2 medaglie di bronzo ai recenti mondiali di Kazan nelle distanze dei 5 e dei 25 km. Erano presenti oltre ai genitori e ai parenti tantissimi amici e conoscenti che hanno brindato assieme al neo campione iridato. Vi proponiamo la breve intervista a Matteo e a Gabriele Gobbo, organizzatore dell'evento. Iniziamo con la 5. La 5 è stata una gara un po', diciamo, il mio esordio anche ai mondiali, essendo la prima gara che facevo ai mondiali. Sono partito molto aggressivo, molta voglia di vincere e si è visto un bel risultato alla fine. Sono arrivato terzo, peccato magari un po' per l'ultima parte della gara che sbagliando la boa mi sono stancato un po' per recuperare gli altri, però alla fine un ottimo risultato, un terzo posto anche magari inaspettato per molti in nazionale. Poi la 25 comunque ero carico ancora la 5, con la voglia di vincere, di arrivare bene, quindi alla fine con una gara molto tattica, cercando di non sprecare energia, a differenza di una 5 sono riuscito a gestirmi, arrivare staccato dagli inseguitori e terzo comunque. Negli ultimi anni sono stato, quest'anno prima dei mondiali avevo partecipato all'Universiadi dove sono arrivato secondo nella 10 km e sesto nei 1500 in vasca, però magari in vasca in questo caso. L'anno precedente quinto agli Europei di Berlino, più svariati posti tra i primi 8 durante la gara di Coppa del Mondo, sempre nella 10 km di acque libere. Mentre 2 anni fa avevo vinto l'Universiadi a Kazan sempre, ed ero arrivato terzo ai Giochi del Mediterraneo in Turchia, a Mersin. Il prossimo anno, siccome sono stato escluso dalle Olimpiadi, sicuro gli europei di nuoto in acque libere che si terranno, se tutto va bene, a maggio, però non si sa ancora la data precisa e la locazione. Scusa se ti interrompo, ma sei stato escluso dalle Olimpiadi sicuro? Non c'è la possibilità di rientro? Possibilità di ripescaggio. Al massimo potrei trials, no? Sì. No, quello non ci sono possibilità per il nuoto in acque libere. Potrei puntare nelle gare in vasca, però comunque c'è un paltrinieri scatenato ed è difficile anzi è impossibile battere lui. L'unico posto potrebbe essere un secondo posto nei 1500, però molto probabilmente se lo giocherà Detti, che è comunque un atleta molto forte. La festa secondo me è una figata, finalmente Codroipo si stringe attorno al nostro campione. Noi siamo qui nella corte della vecchia pretura dove vedete là in fondo si sta ancora svolgendo questo evento importantissimo secondo me. Vorrei ringraziare tutti i codroipesi che sono arrivati in massa, vorrei ringraziare la vecchia pretura che ha messo gli spazi a disposizione, vorrei anche ringraziare, ci hanno dato una mano anche i ragazzi di là di Galas che adesso faranno una pasta asciuttata per tutti, e poi vorrei ringraziare Alba Fiorita che ha messo a disposizione il prosecco per poi fare il brindisi. Vorrei ringraziare soprattutto la famiglia, ovviamente Matteo perché è qui con noi, la famiglia, gli amici e i fans che hanno dato una mano a fare questa festa. Grazie. Per il Ponte News, Marco Calligaris.